Eh, un tono di voce direi vispo. Ma è sempre così per loro, È sempre così. è normale, cioè io le prime volte infatti mi preoccupavo, andavo a controllare per vedere se era il caso di chiamare la polizia perché sembrava ci fossero delle liti furibonde, no, loro parlano così, quindi questo è uno dei modi ad esempio che caratterizzano, ma è chiaro Ma è che... un aneddoto allora a questo punto, Gianni, cioè Ma mi non stai lo so. dicendo che in via Benedetto Croce a un certo punto possiamo collocarlo temporalmente? Non lo so, diciamo 2 o 3 anni fa, un paio d'anni fa sicuramente, cioè quando hanno cominciato un negozio di prodotti africani c'era anche prima, ma è chiaro che un call center ha moltiplicato le occasioni, no? Perché il call center è quello che loro usano non solo per fare le telefonate, ma anche perché le fanno più o meno nello stesso arco di tempo, quindi lo usano anche per trovarsi, quindi fatta la telefonata si fermano a capannelli, si ritrovano, che dicono, niente di problematico. Però ecco, loro sono abituati a parlare, parlo di africani in sostanza perché sono quelli che frequentano via Benedetto Croce, sono abituati a parlare con toni molto alti, quindi dico all'inizio uno che non sa, ormai uno ci ha fatto l'abitudine e non si preoccupa, ma chi non lo sapeva all'inizio era un po' preoccupato pensando che ci potessero essere delle risse anche con rischio della incolumità delle persone. E quindi all'inizio qualcuno andava sempre a controllare che non fosse il caso di chiamare la polizia, ormai non ci si fa più caso evidentemente. Quindi fammi dedurre qualcosa. Ti sei visto catapultare sotto casa dinamiche inedite, possiamo dirlo? Sì, situazioni alle quali non eravamo abituati, ecco, no? Non situazioni di particolare gravità, anche se poi in queste occasioni, in queste situazioni ci si può intrufolare chiunque e credo che qualcuno ci si intrufoli anche, quindi non è che va tutto bene, tutto a posto. In linea di massima sì, perché insomma sono persone che si ritrovano, che vengono lì per fare delle cose. Ma qualcuno mi ha detto un giorno, non l'ho visto di persona, che non moltissimi giorni fa, una persona che abita in Viale Leopardi, che sul tetto di un'automobile erano esposte una serie di pastigliaggi che non credo fossero pastiglie per la gola, per il raffreddore, che a un certo momento sono stati spazzati via perché non so se arrivava qualcuno, eccetera, eccetera. Questo in via Benedetto Croce. Pastigliaggi? Sì, pasticche. Pasticche, Sul puoi essere tetto più di un- preciso su- perché io non sono lo un so. amante delle pasticche per la perché gola. la persona Poi che me l'ha riferito mi ha parlato di pasticche. ti ha lasciato Quindi sull'evasivo. non l'ho visto io Ma personalmente. possiamo parlare di sostanze stupefacenti, Oh, non lo so. illegali? Oddio, non credo che espongano sul tetto di una macchina, Ma su sotto un telo, sì. una serie di pasticche che siano mentine, insomma. Non posso escluderlo, ovviamente. Certo. Ma Questo secondo quando? una decina di giorni fa mi è stato detto. Serale, una persona. quindi? Sì, verso non di notte, ma verso il tardo pomeriggio. Si può dire che era un'attività contigua rispetto a quella delle attività commerciali sotto, nel senso che erano no, capannelli non erano, vicini sì, che erano fanno loro, non erano quelli delle attività commerciali, non ovviamente, loro, non però credo. diciamo Però clientela, era qualcuno amici. che lì ha pensato bene di mettere sta cosa sul tetto della macchina. Tu sei perplesso di fronte a questa notizia? Oddio, io riferisco perché l'avessi vista io forse avrei idee più precise, siccome è soltanto un'opinione che è stata riferita, la riporto. La riporti però con una riflessione di Secondo sottofondo. logica, siccome non dubito di quello che mi è stato detto, perché se uno avesse visto, non so, una cosa sola e avesse detto che era pieno di pastiglie, allora tagliamo tutto e non ne parliamo più. No, la circostanza credo che sia verificata. Non credo ci sia molto da chiedersi quindi di che cosa fosse, perché non credo che spacciassero caramelle, insomma, no? Sembrerebbe molto strano. Però mi limito a riferire il caso, perché se non si fa un accertamento in questi casi diventa anche offensivo pensare. Domanda obbligatoria. È un caso o sono casi? No, a me è stato riferito di un caso, e io personalmente non li ho mai visti, so di questo, ma ho chiesto alle persone che abitano lì, perché insomma io poi spesso durante la giornata non sono in quella zona, vado da altre parti, quindi non posso essere il sorvegliante di via Benedetto Croce o Viale Leopardi, che se avessero notizie o se vedessero casi del genere magari me li segnalassero, insomma, tanto per cominciare a formare una mini statistica e capire
se il fenomeno è successo una volta e non succederà mai più, o se invece cominciano a farne una specie di punto di incontro anche per queste cose. Senti, Insomma, noi della Casma siamo, come si diceva nel video precedente, un po' ficcanaso e siamo ovviamente. molto incuriositi da quello che ci dici, anche perché non sei il primo. Non sei il questo primo. conferma dunque che cosa ci suggerisci di fare? Noi Non abbiamo lo questi so. strumenti, li conosci? Sì, non lo so perché in questi casi Ne riparliamo allora? credo che dobbiamo riparlarne, cioè suggerire di fare in relazione a questi episodi. In relazione al bisogno conoscitivo di cui tu mi sembra mi rendi partecipe. Io dico che la zona è già molto attentamente sorvegliata dalle forze dell'ordine. Qualcuno ha anche detto, parlo dell'amministrazione, qualche esponente dell'amministrazione comunale di Udine, che non è vero che c'è un problema di sicurezza in Borgo Stazione perché c'è una concentrazione di polizia e carabinieri come non si vede altrove. Secondo me questo vuol dire che c'è un problema di sicurezza, perché concentrare le forze dell'ordine in zone in cui è tutto tranquillo credo che sia controproducente. Ma a parte questo, che sono schermaglie verbali, sì, io so che la zona è molto ben sorvegliata, questo è utile, con tutti gli strumenti possibili. Certo, oddio, c'erano le telecamere che non leciti e illeciti? non lo so. Se leciti e illeciti. Io vedo spesso polizia, vedo spesso forze dell'ordine, questo conforta anche i cittadini che spesso sono preoccupati per una situazione che temono possa evolvere in senso negativo. Quindi vedere le forze dell'ordine salva un po' il morale. So che tempo fa, credo più di un anno fa, sono state installate anche delle telecamere di controllo in zona stazione, ma che poi, quando è successo quell'omicidio un paio di mesi fa di cui ancora si parla, si è scoperto che non stavano funzionando perché erano fuori uso. Allora quella è stata l'occasione per rimettere le telecamere in uso. Ma Accidenti, che occasione, sì, dico, queste cose non devono avvenire così, cioè se io ho installato delle telecamere, queste devono funzionare evidentemente, no? Sì, se no non le installo. Posso capire di non avere la possibilità, anche se oggi una telecamera non rappresenta un costo eccessivo, ecco.